Questo è il parco Toffanin e qui sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del SUEM 118. Una banale lite tra bambini mentre giocavano a calcio e l'intervento improvviso di un papà che strattona e getta a terra uno di loro. Un'azione senza senso. È finita da poco la scuola e in questa zona della Guizza ci sono parecchi istituti. Come sempre, un gruppo di loro si trova sulla piazza da basket del parco Matteo Toffanin, spunta un pallone da calcio, ci si divide in due squadre e via la partitella, sotto gli occhi dei genitori che hanno preso i figli all'uscita da scuola e che intanto chiacchierano tra loro. Improvvisamente nasce una banale discussione tra i ragazzini che evidentemente viene considerata grave da uno dei papà che reagisce distinto, attraversa il campo e aggredisce un bambino, lo spintona e lo getta a terra. Non finisce lì. Il papà del bimbo aggredito chiama i carabinieri e il 118. L'ambulanza accompagna il giovane al pronto soccorso pediatrico dove viene medicato. I carabinieri identificano l'autore dell'aggressione. Al momento non ci sono denunce che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, mentre il bimbo è stato dimesso con qualche giorno di prognosi, anche se sarà difficile spiegargli il perché un adulto si sia comportato in quel modo.